Ciao, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui a Napoli. Sono molto carico per questa nuova esperienza. Lo vedo come una nuova sfida, un riscatto personale per me. Dopo questo inizio di campionato complicato. E non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di entrare in campo domenica subito contro un'avversaria subito tosta e non vedo anche l'ora di giocare la prima partita in casa e quindi sentire tutto il calore del nostro pubblico. Io conosco abbastanza bene Leo perché aver fatto i campionati europei insieme. È un giocatore dalle grandi potenzialità atletiche che ci può dare sicuramente dell'aggressività difensiva nel ruolo del 5 e ci può dare qualche raddoppio sul pick and roll, dei cambi difensivi, correre il campo in maniera un po' più diciamo per migliorare il tiro nei primi 7-8 secondi. Mi ha colpito e per questo ne sono particolarmente contento il desiderio di Leonardo nel voler venire fortemente a Napoli, non è solamente da adesso ma anche da un po' durante la stagione aveva questo forte desiderio, c'ha anche qualcosa da dover dimostrare a se stesso e a tutti noi e noi abbiamo cercato in questi giorni di accoglierlo nel miglior modo possibile, chiaramente facendo un po' un riassunto, un bigino di quello che a noi serve per poterlo mettere in campo in pochi giorni. Andiamo ad affrontare queste 3 partite molto importanti per la squadra e quindi è importante anche che lui si cali in questo nuovo ruolo, con questa nuova veste, perché dobbiamo dare un altro strappo alla nostra classifica per poter andare avanti. Cominci tu? Sì, Presidente, ovviamente per Leonardo capire pensi che questo possa essere queste 2 stagioni finali, seconda parte stagione, la stagione prossima, un luogo di consacrazione perché è un giocatore di grandissima potenzialità, ti seguo da un po' di anni, ovviamente da quando hai cominciato a assaggiare la Serie A. Sembra sempre che devi, insomma, poi rimane sempre un attimo frenato da qualcosa in questi anni. Aspetto da te, insomma, il ruolo da titolare nazionale prestissimo, credo che ci puoi arrivare con grande facilità, visto quello che sai fare. Volevo vedere se tu pensi che questa esperienza napoletana può essere la spinta giusta per la tua consacrazione finale. Ma guarda, sicuramente io ho abbracciato il progetto di Napoli per questo finale di stagione, per la prossima stagione, perché è un progetto molto ambizioso. Napoli è una società in crescita, in continua crescita e lo si vede anche dal tipo di campionato che ha iniziato quest'anno. Quindi sicuramente il mio obiettivo è quello di esplodere definitivamente qua a Napoli, far bene a Napoli, perché penso che ci siano tutti i presupposti per farlo, sia dal punto di vista della società, sia dal punto di vista della squadra, del coach, insomma. Penso che Napoli come società riesca ad abbracciare a pieno il tipo di giocatore che sono io, quindi penso di poter fare veramente bene. Cosa ha portato alla rottura con Pinto e cosa ti aspetti soprattutto da te stesso riguardando quello che poi è stato, cioè il miglior 97 Ah, guarda, ti dico, con Fortitudo non c'era più quell'intesa, quella fiducia reciproca che c'è stata all'inizio.
io ho firmato per un altro anno con Fortitudo, poi ho rescisso il contratto, sentivo che da parte loro non c'era più la fiducia nei miei confronti, non gliene faccio una colpa assolutamente, però ecco, fossi rimasto lì probabilmente non avrei potuto dare quello che in realtà posso dare qui a Napoli sicuramente, quindi è stata una scelta comunque da entrambe le parti, quindi sicuramente mi spiace per come sia finita, perché non è finita nel migliore dei modi, però insomma è andata così. Ma guarda, sicuramente Luca è uno dei motivi per cui volevo venire qua a Napoli, sicuramente, non lo nascondo, è un giocatore che seguo da tantissimo, sa passare la palla in un modo incredibile, quindi diciamo, perché per quanto riguarda la mia qualità di lungo rollante, per me è perfetto come giocatore, come coppia per me potrebbe dare veramente tanto, quindi sì, non ti nego che Luca è uno dei motivi per cui sono qua. Sì, come dicevo prima, secondo me l'innesto di Leonardo ci porta sia un qualcosa di presente, sia poi, se mai fosse possibile, vedere anche un futuro per un giocatore italiano così importante. È chiaro che tatticamente ha un po' risposto lui, cioè nel senso che è un giocatore che deve essere servito in corsa, che deve essere servito in movimento. Credo che tra Luca Vitali e soprattutto Jason Rich possa essere innescato nel migliore dei modi. Questo per un discorso offensivo che si va a completare con una buona capacità di lettura del gioco da parte di Leonardo, quindi quello che, chiaro che non riesco a farlo in pochissimi giorni, ma quello che è il mio obiettivo è quello di riuscire anche ad appoggiare la palla in molte situazioni nelle sue mani per poter fare un gioco più che, come dire, far mettere la palla un po' più dentro, un po' più fuori, ecco, nel movimento del pallone, di cui siamo migliorati molto e di cui però in certi momenti abbiamo fatto molta fatica, soprattutto quando ci siamo allenati un pochino di meno. Ecco, quindi la comprensione del gioco, oltre al discorso del rollante, è una cosa che lui ci deve di cui io mi aspetto e che cercheremo insieme al mio staff tecnico di inglobare sempre di più. Ripeto, è chiaro che non può venire qua in 3 giorni e ribaltiamo tutti i nostri giochi, quello no, però un passo in avanti. E poi mi aspetto una caratteristica un po' più alla Elegar, se vogliamo metterlo, difensiva, cioè con anche un'aggressività sui pick and roll, sull'1 contro 1, magari un pochino meno, un giocatore che aspetta un pochino meno dentro l'area per stoppare, ma che ci possa garantire anche dei cambi difensivi, visto che abbiamo alzato molto il quintetto. Molte volte andiamo con Luca Vitali playmaker, ma lo stesso Arnas, quindi magari potremmo riuscire a cambiare difensivamente con più giocatori, avendo lui questa qualità di rimanere davanti al pallone anche su 1 contro 1, anche contro i più piccolini. Ecco, quindi c'è questa doppia faccia nei 2 lati del campo, e poi mi aggancio un po' alla domanda di prima, cioè penso che alla fin fine siano tanti giocatori di buon livello, ecco, la differenza la farà della sua esplosione, la farà la sua voglia, la sua volontà, e anche come siamo bravi noi nell'innescarlo e nel fargli sentire questa fiducia
per credere totalmente nei propri mezzi e soprattutto per dare una mano a noi come squadra in un primo momento, per poi esplodere definitivamente come giocatore. Claudio Russo, Calcio Napoli 24. Ciao Leonardo, buon pomeriggio, ho fatto un tempo io. Napoli, che dall'azzurro Napoli, all'azzurro nazionale, forse essere un trampolino, poi se ci racconti la tua esperienza con il coach in nazionale, magari come è nato questo rapporto. Ma guarda, sicuramente la mia speranza è quella di arrivare il più in fretta possibile, il più presto possibile in Nazionale A, in pianta stabile, quindi quello è uno dei miei più grandi obiettivi e spero sicuramente di raggiungerlo presto. Per quanto riguarda il coach, l'ho avuto all'Europeo Under 20 con i ragazzi più grandi, quindi annata 96-97, e mi ha subito stupito perché concentrava molto il gioco su, appunto, come diceva lui, per farmi toccare la palla in post, per creare gioco, e fino ad allora non avevo avuto tanti allenatori che credessero così tanto in me. Questa cosa mi ha fatto subito apprezzare il coach ed è anche per questo che ho deciso oggi di tornare qua. Sì, è il coach chiaramente un altro lungo che si aggiunge al roster, come cambiano gli equilibri e anche chiaramente i minutaggi, se qualche giocatore rischia di non vedere più, perché ci sono 6 per 2 del 4 di 5, non si possono far giocare tutti quanti un buon numero di. Beh sì, in realtà sono 5. Ogni tanto abbiamo usato tatticamente quando avevamo difficoltà, oppure in qualche arma tattica Jordan Parks nel 4, ma è stata veramente un poco utilizzo. Ma è chiaro che la rotazione rimarrà a 4 e non a 5. In questo momento insomma mettiamo un pochino più a lato Reggie Lynch per cercare di avere appunto quella mobilità difensiva e quell'aggressività di Leonardo. Sappiamo che comunque ce l'abbiamo, che si allena sempre con grande ardore, però adesso dobbiamo mettere la testa sulla partita e che ne abbiamo 3 di fila, quindi se non avremo particolari, come dire, sfortune, pensiamo di andare con questi 4 giocatori in rotazione. Ma Lynch comunque resta, cioè va aperto comunque. Per adesso è qui con noi sicuro. Mercato chiuso, oppure da qui ci possiamo aspettare un altro colpo, perché si sono fatti dei nomi nel ruolo del 2 e nel 2, non so se il coach sono nomi reali e legati non so alle condizioni. Sono stati nomi di Thais Emin, se non è vero, e di nuovi Piacenza, l'altro anno. Non so se fosse un legato anche al Benicia, a Recce, non so. Come ho detto l'altra volta e poi mi è stato detto che non sarei andato più sul mercato e non avremmo preso nessuno, io continuo a dire che la società è vigile, quindi se può capitare qualche occasione la valutiamo come abbiamo valutato tutte le cose che abbiamo fatto. Per me è motivo di grande orgoglio avere Leonardo qui a Napoli, perché significa che tutto il lavoro che la società sta facendo è un lavoro importante di crescita, e avere un prospetto nazionale a Napoli era molto importante, quindi diciamo che siamo vigili. I nomi li fanno i giornalisti, ma non è che sono nomi che noi conosciamo e sappiamo, ognuno si diverte a dire quello che vuole e noi possiamo solamente sentire quello che dicono, non dobbiamo neanche smentire, perché sono giocatori che non abbiamo mai pensato di prendere, però insomma abbiamo tempo per poter dire che il mercato è chiuso. Non ha senso, perché comunque il mercato ci permette di poter stare vigili nel caso ci sia qualche occasione per poter portare a Napoli qualche altro talento, però al momento stiamo bene così, la squadra è questa e con questa squadra ci andiamo a giocare queste 3 partite che per noi sono molto importanti e potrebbero
darci una svolta al campionato o farci capire che fino all'ultima giornata lotteremo per salvarci. Quello che poi è il nostro obiettivo inizio anno, che vorrei che tutti continuassero a tenere bene in testa, perché continuo a vedere ogni tanto qualcuno che storce il naso, ma noi diamo tutto quello che dobbiamo dare. Con Venezia siamo scesi in campo dopo 2 soli allenamenti per alcuni giocatori e abbiamo dato quello che potevamo dare. Quindi io spero che ci continuino a sostenere i tifosi, ma a sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Poi a fine partita possono anche volare fischi se noi la perdiamo e non abbiamo onorato la maglia, però fino a quel momento preferirei che tutti ci dessero una mano, non criticassero i giocatori, non iniziassero a insultare i giocatori che fino a 2 mesi fa erano i più forti giocatori che potevano stare in campo. Quindi, come al solito, il tifoso è sempre molto strano. Altra cosa che vorrei dire, giusto per chiarire, perché torniamo sempre sugli stessi punti, però vedo sempre lamentele da parte dei tifosi per quanto riguarda gli orari delle partite. Credo che a tutti noi farebbe piacere vedere Napoli-Milan domenica sera, ma gli orari fuori casa non li possiamo gestire, non li gestiamo noi, li gestisce la squadra di casa con la Lega. Noi in casa facciamo di tutto e fino a quest'anno credo non sia mai successo che noi abbiamo avuto una contemporanea con il Napoli. E questo continueremo a farlo per le partite in casa. Fuori casa è inutile scrivere che è colpa della società, che la società non fa niente, perché fuori casa non contiamo niente, non possiamo decidere nulla. Quindi meglio se metto tutti in chiaro. Ci dispiace che molti non si vedranno la partita, perché giustamente c'è una partita più importante che può valere una stagione anche per il Napoli Calcio. Facciamo gli auguri al Napoli Calcio, ma più di questo non possiamo fare, perché dobbiamo pensare alle nostre problematiche. Persone sugli spalti, un'atmosfera pazzesca, la ricordiamo non lo speravamo, era sempre 60%, più di 2,5 non poteva essere. Diciamo che erano quasi 4, erano al limite qualcosa in più di 2000 euro. Al limite della capienza. Che ti aspetti, come ti avvicini fino a questa partita? Io penso che intanto non ci aiuta il fatto che Tortona li abbia un po' strapazzati in semifinale di Coppa Italia, perché davanti al loro pubblico, dopo non aver centrato un obiettivo e dopo le forti dichiarazioni dei loro dirigenti, è chiaro che non c'è niente non c'è da scherzare. Ecco. Loro non hanno mai perso in casa, sono imbattuti, però dovevamo essere battuti anche dalla Palla 2 quando eravamo qui a Napoli. Invece abbiamo vinto una partita meritatamente, che Bologna ha provato a ribaltare con delle 2 o 3 cose molto molto individuali, con dei canestri pazzeschi nell'ultimo minuto, però una partita, diciamo, con ritmo e tatticamente governata da noi. Ecco, io vorrei fare la stessa cosa a Bologna, cioè governare il ritmo di gara, cercare di capire quando correre, quando rallentarli un po', quando cercare di togliergli qualche bocca da fuoco, cercare di mettere qualche difficoltà nei loro ingranaggi. Questo però è quello che riguarda la partita loro, perché io poi ritorno invece su di noi, che è più importante, perché poi alla fine è chiaro che quando vinci una partita, se vai a giocare una partita del genere, per vincere devi tu giocare benissimo e loro non giocare benissimo. Tutti giocano benissimo, onestamente, con grande rispetto dei miei giocatori, non vinci, però noi dobbiamo giocare benissimo noi, e credo che la partita con Venezia che noi abbiamo perso, soprattutto rivedendola, ancora di più rivedendola, noi abbiamo fatto una buona gara. Il problema è che abbiamo fatto canestro da fuori. Io lo dissi qua nella conferenza,
se fosse chiamata pallaferro vincevamo noi 500 di un bel po', ecco, invece si chiama pallacanestro e abbiamo perso. Abbiamo preso buonissimi tiri, abbiamo, a mio avviso, qualitativamente parlando, abbiamo fatto una partita decisamente di miglior qualità rispetto a quella di Trieste, però l'abbiamo persa perché abbiamo sciupato tanti tiri aperti, quindi dobbiamo essere bravi nel ricostruire lo stesso tipo di gioco, nel ricostruire un'identità, sapere che là ogni pallone è importantissimo, però poi dobbiamo essere anche un po' più cinici nello sfruttare qualsiasi tipo di buon tiro, di qualità, ecco, avere un po' più di cinismo, ecco, nel fare canestro quando conta, quando si costruiscono buoni tiri, se no là non si vince. Credo che essere già paragonati alla Virtus è un buon esempio, insomma, ma è un po' difficile che noi possiamo andare a guardare ad est, perché se la Virtus prende Hackett penso che ha un budget che può permetterselo. Noi non ci possiamo permettere Hackett come tanti altri giocatori. Vigili siamo vigilati a 360 gradi, quindi ripeto, se capita un'occasione può essere un'occasione in qualsiasi parte del mondo per quello che possiamo prendere, però al momento siamo questi e non credo che ci siano spostamenti. Allora, per risponderti ti dico, sicuramente le Olimpiadi passate sono state un po' un tasto dolente per me, perché avrei preferito sicuramente magari lottare per rientrare nei 12 di Meo Sacchetti. Quell'estate lì sono stato fermo per un problema al ginocchio, quindi sono andato al raduno con la nazionale e mi hanno rimandato a casa per via di questo problema che ho avuto al ginocchio. Ed è un peccato, perché volevo giocarmela sicuramente, volevo lottare, volevo provare a entrare nei 12, quindi c'è tanto dispiacere, però c'è altrettanta voglia di rivalsa sicuro. Queste 3 settimane che tu insomma, sei riuscito forse a vederlo allenare un po' con più continuità, ti aspetti, come io per esempio mi aspetto di rivedere il Rich che conosciamo, diciamo. Indiscutibilmente hai fatto una fotografia molto chiara, ha avuto dei problemi dopo quel maledetto infortunio a Venezia. Sì, l'abbiamo fatto giocare quella partita al Fortitudo quando non era ancora probabilmente pronto, poi è stato fuori, poi è rientrato, ha fatto secondo me una partita sufficiente con il discorso, la gara di Trieste. Partita con Venezia, a rivederlo non è che ha giocato male, ha fatto 0 su 10, ecco, 0 su 10 e questo ci è pagato. Io però credo che Jason è un grande professionista, è un giocatore che conosce la pallacanestro, che è consapevole di quello che sta passando, quello che stiamo passando tutti, si sta allenando in queste 3 settimane con grande vigore, ecco, rispetto prima, si sente meglio, quindi mi aspetto decisamente che lui ci possa dare una grande mano, ma credo che il primo che se l'aspetto sia proprio lui,
per se stesso, per la squadra. C'è stato questo inconveniente in cui oggettivamente è dispiaciuto a tutti, prima il discorso del Covid, il discorso poi della caviglia, poi ancora questo Covid, insomma c'è stato un po' di, abbiamo avuto un periodo molto, molto difficile, come tutti sono giocatori che hanno bisogno di una certa continuità di lavoro, però la cosa che a me interessa è soprattutto che Jason si senta che lui è un giocatore chiave della squadra, ecco, cioè, io cerco in tutti i modi di fargli allargare la testa sotto questo aspetto, perché lui non è solamente importante così al di là della sua prestazione, ecco, è importante anche proprio la presenza, lo spirito, quello che lui ci dà a livello proprio anche magari non tangibile, ecco, però della conoscenza del gioco. Faccio guardo un po' più in là, credo che con la presenza di Leonardo, con l'arrivo di Luca Vitali e con Jason che riprende il suo livello, aumentiamo molto della qualità proprio cestistica, del muovere la palla, del timing, del tempo, dei passaggi, e di questo mi sembra che per adesso quello che ne ha usufruito più di tutti sia stato McDuffie, e mi aspetto molto in questo. Infatti ci stiamo allenando e stiamo provando a mettere a posto anche qualche gioco per avere un movimento maggiore, cioè proprio la conoscenza del gioco deve crescere in maniera abbastanza alta, e lui è giocatore chiave per questo. Finisco dicendo che chiaramente io ho la totale fiducia in questo, che lui arriverà e che arriverà bene, come lo era quando ha iniziato male il campionato per un discorso di condizione, quindi è un momento importante, dobbiamo essere molto bravi tutti nel trascinarlo e lui nel trascinarci.